In 5 minuti si è accorto mio fratello, che l'avevamo visto ancora, diciamo, discretamente bene, e è uscito e ci ha detto è alto e il tempo di andare di sopra. Acqua e fango? Soprattutto fango, acqua sì tanta, perché poi siamo scappati, perché altrimenti rimanevamo anche noi qua, intrappolati. Sono attimi di panico, la pioggia intensa e gli occhi fissi sul meschio. Tutto è accaduto in un attimo, il fiume si è alzato ed è esondato. Si è consumato l'ennesimo dramma per cittadini, negozianti e imprenditori. Le strade si sono trasformate in corsi d'acqua e fango. La gente si è messa subito al lavoro. Questa volta non solo il Meschio è esondato, allagando completamente la piazza, e anche altre zone di Cordignano. Questa volta si è aggiunto prima la Friga e poi le Obole. Quindi posso dire che, a parte la frazione di Villa, che è un po' più alta, un po' più in collina, quasi tutto il territorio del comunale questa volta ha avuto danni dall'acqua e dal fango soprattutto. Per tutta la notte i cittadini si sono rimboccati le maniche per spalare il fango e far defluire l'acqua che con forza ha distrutto tutto quello che si è trovata di fronte. Guardate il cancello, la forza dell'acqua lo ha completamente divelto, poi l'acqua è entrata in questa strada portando fango e in quel cortile si sono salvate soltanto le case che avevano queste paratie qua. Erano circa le 9, 9 e mezza, è salito un attimo di 1 metro e poi tutto in un colpo è venuto fuori, è arrivato fino a dove vedi i detriti e è sceso fuori, c'era il disastro, arrivava acqua da tutte le parti, da dietro, da davanti, dal ponte, da qua, da tutto. È stanotte che lavorate? Eh sì, fino alle 5 di stamattina siamo qua a pulire. E non è la prima volta questo? La mura si è spostata, si sta aprendo, la mura del Meschio. Che se si apre è un disastro totale. Guarda, vai sulla mura e vedi. Se si apre... La prossima volta paga loro la prossima volta. Perché noi non basta. Siete anche arrabbiati, giustamente. E beh, se arriva il sindaco, te vedi, che va dentro e dica anche se passa qua è Zaia, di che passa per qua. E posso andare in giro con i trattori e con la IAM. La rabbia e l'esasperazione della gente che si trova a combattere questo disastro per l'ennesima volta. Intanto li comprendo assolutamente i cittadini e li sono anche vicino per quello che può servire, perché stanotte ho visto veramente situazioni difficili. La soluzione per Cordignano c'è. Dal 2020 sono iniziati dei lavori per fare questo bacino di laminazione a Monte del Meschio, prima dell'intersezione del Caron e della Friga, appunto nel Meschio, che ci porta giù quest'acqua. È chiaro che bisogna dare, dal mio punto di vista, assoluta priorità a questo tipo di lavoro, a questo tipo di intervento. So che è stato finanziato in parte, quindi bisogna lavorare, perché se non si fa questo bacino, Cordignano tornerà sott'acqua alla prossima occasione. Intanto si guarda verso il cielo sperando che non torni a piovere.